È scattata alle prime luci dell'alba il maxi blitz antidroga dei carabinieri denominato Operazione Marshall. In simultanea, oltre 300 militari dell'Arma hanno eseguito perquisizioni ed arresti prevalentemente in città per smantellare una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti gestito da cittadini nigeriani. 20 le persone arrestate, tra cui il capo della gang che da Vicenza alimentava le piazze venete e quelle limitrofe lombarde. Oltre 3 kg tra cocaina ed eroina purissime arrivavano a Vicenza ogni settimana per circa $500.000 di valore. La droga arrivava direttamente dai Paesi Bassi attraverso una rete di corrieri che ingoiavano ovuli di stupefacenti di circa 11 grammi ciascuno per giungere al capoluogo iberico attraversando la frontiera francese di Ventimiglia. Ogni ovulo, siglato diversamente, ha permesso alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Venezia, che per 2 anni ha coordinato le indagini, di individuare la rete di distributori locali. In diversi appartamenti dislocati in alcuni condomini della città erano stati allestiti i laboratori per il confezionamento delle dosi. Decodificato anche il linguaggio criptico utilizzato dalla banda per indicare le diverse sostanze e gli ordinativi. I militari, che hanno impiegato cani antidroga ed elicotteri, hanno eseguito perquisizioni ed arresti anche a Frosinone e a Viterbo. Si tratta di 19 uomini di età compresa tra i 25 e i 57 anni e di una donna.